Gli stranieri sono i primi ad aver sofferto la crisi, cresce la seconda generazione, vengono smentiti i luoghi comuni sulla criminalità dei migranti. Padova, con 86.133 residenti stranieri, è la 10ª provincia italiana e quarta in Veneto per la presenza di stranieri, che incidono per il 9,3% sul totale della popolazione residente. Di questi, 43.249 sono donne e 20.139 sono minori. I residenti stranieri nel 2009 registrano un più 7,8% rispetto al 2008, un aumento rallentato rispetto all'anno precedente, ma superiore comunque alla media veneta, pari a 5,8%. Padova è la terza provincia in Veneto per aumento percentuale dopo Venezia e Rovigo. Sul Veneto notiamo, come anche su Padova, dei fattori di stabilità conquistati in questa decina d'anni e più dell'insediamento degli migranti nel nostro territorio e alcuni fattori di crisi che rimettono in questione questa stabilità. In Veneto abbiamo ormai 480.000 residenti, più di 480.000, per la stima del dossier siamo a 550.000, considerati ancora i non registrati in anagrafe. E l'aumento è rallentato ancora rispetto all'anno precedente, questo non solo effetto della crisi ma anche di una certa saturazione che si nota nelle 3-4 regioni a maggior presenza di migranti e questo capita anche per Padova, anche se Padova è tra le province della fascia di mezzo insieme a Venezia che ha comunque una maggior vivacità di aumento rispetto agli anni precedenti, anche se è solo un 8%. Allora siamo intorno agli 86.000 presenze e altro fattore, altro segnale di stabilità è la presenza di minori. 120.000 minori in Veneto, ne abbiamo circa 20.000 a Padova e soprattutto dei nati figli di genitori stranieri. L'anno scorso soltanto a Padova erano 1925, pari al 21%, che vuol dire che un quinto di nati del 2009 sono figli di entrambi i genitori stranieri. Ecco, stando a questi dati, qual è la riflessione che possiamo fare? Che questi dati, questa stabilità viene rimessa in discussione dalla crisi che stiamo vivendo dal punto di vista economico. È il primo anno, dopo una decina d'anni, che si nota una pur leggera flessione nel numero degli occupati stranieri. È una flessione minima, però indica già forse un'inversione di tendenza e questo davvero rimette in discussione una stabilità conquistata a fatica e a caro prezzo. Ci sono famiglie che rimandano a casa parte della famiglia, moglie e figli di solito, e rimane il capofamiglia a tentare di vedere se passa la nottata, appunto, dal punto di vista della crisi. E questo era già iniziato l'anno scorso e quest'anno ancora in maniera ancora più presente. È stata una sinergia felice, già ormai da tanti anni, ACLI, Caritas, CGIL, CISL e UIL hanno costituito un'associazione migranti che facendo tavolo comune con la prefettura, la questura, il comune o i vari comuni poi anche nella provincia di Padova ha facilitato l'accesso ai permessi di soggiorno, preparazione dei documenti, la preparazione anche della integrazione attraverso per esempio anche le scuole, la formazione della lingua. Ecco, credo che sia stata una cosa interessante, ha facilitato anche a differenza di altre province nel nostro Veneto. I 50 capitoli del dossier cercano di aiutare il Paese ad interpretare il fenomeno, quello dell'immigrazione, con dati alla mano per favorire una conoscenza libera da pregiudizi, fenomeno attorno al quale ruotano molte realtà silenziose e operative del territorio. L'associazione, che è un'associazione che è stata fondata nel 98 ancora dalle ACLI, la Caritas, la CISL e la UIL, a cui poi si è aggiunta la CGIL, opera da allora sul territorio della provincia con una serie di sportelli che aiutano sostanzialmente gli stranieri a inserirsi in quello che è poi la normalità delle cose, con una serie di attività che vanno dalle informazioni per la regolarità del permesso di soggiorno all'inserimento scolastico, corsi di italiano, orientamento al lavoro e poi a seconda dei bisogni, insomma, anche delle realtà locali dove si collabora, si attivano poi dei progetti che vengono fatti ad hoc.